Buongiorno. Buongiorno, chiedo scusa un'informazione. Ti trovo una lavabiancheria. Che tipo di carica? Carica nel mezzo. Di quanto chila? Diciamo deve essere bella grossa perché mia moglie lava e roba una volta al mese. Se le può interessare abbiamo chi dei rochila. Rochila, ma sta babbiano. Ma c'è solo chi sa? Ci posso lavare solo i mutande. Non è vero. Io avete il nuovo volantino. Senta, mi arrista solo questa, se la vuole se la piglia. Io non mi piglio niente, voglio che dare un volantino. Fatemi parlare con il principale. Sogno io. Ah, tu sei? Sì. C'ha la bella faccia di mommia. La faccia giusta. Sì, giusta per la casa di cura. Con me un po' attaccare. Allora perché sto ti scende caro tutti i capi della testa? Tu mi ponce e io ti poncio. Chi c'è la prima regola della mia casa? Senta, ma lei si susiva per consumare a me? No, io mi susivo per accattare una lavabiancheria per mia moglie. Ci stai dicendo ma come? Fuori t'annacchi che c'hai uno di tutto, poi vengo qua e poi mi vuoi impaccare a lavatrice un grande puffo, cioè solo un regista di mia moglie e quanto è iddo, casa va chiesare con paranco. Sta moglie perché non si mette a dieta invece di pigliare a mozzicona pure i caramelli che li cresce. O vero iddo, ma lo sai che c'hai il sistema municipio di mia moglie? Anna, ci sta cittadinità. Oh, lasciami stare. Cailo, a tua testa così liscia che i perocchi poncati remontano in catene. I cristiani vengono qua, cominciano a offendere, perché io sono un tipo trasparente. I capelli ce l'ho, solo con se vedono. Ma va fatta una convergenza, che ciao ci rivedo tutto torto.